Sabato 14 maggio in località Forcalla a Vittorio Veneto si è cercato di entrare nel Guinness World Record con le baguette unite farcite più lunghe del mondo, raggiungendo un'incredibile lunghezza di 2 km. Un'ampia area del quartiere è stata letteralmente circondata da una distesa di tavole unite a formare un ripiano lungo 1 chilometro su cui sono state disposte 2 file di baguette. Una volta sistemato il pane, i diversi gruppi di volontari hanno proceduto alla farcitura. L'organizzazione dell'evento, capitanata da Moreno Varaschin, grazie alla collaborazione di 10 panificatori vittoriesi e diverse macellerie, è riuscita a raggiungere il traguardo dopo una preparazione durata mesi e che ha coinvolto centinaia di volontari. Numeri strepitosi, cioè 14 quintali di pasta, abbiamo 8 quintali tra prosciutto, cioccolata, cioè solo di cioccolata su 60 kg, però 8 quintali tra prosciutto, porchetta, cioccolata, mortadella, c'è di tutto, c'è anche la fesa di tacchino, con 10.000 porzioni di cibo che daremo volentieri a tutti quanti. Molte associazioni del posto, delle quali dobbiamo ringraziarle tutte perché hanno portato dai 15 ai 20 persone l'uno. Sono quasi 300 persone che sono da questa mattina che ci credono nel nostro pensiero. Accorsi all'appuntamento migliaia di curiosi per vedere e poi ovviamente assaggiare questo gustoso Guinness, nonostante il tempo incerto che ha caratterizzato la seconda parte della giornata. L'iniziativa ha avuto un importante scopo benefico. L'incasso, infatti, raccolto tramite l'offerta libera, è stato devoluto all'associazione Renzo e Pia Fiorot per la lotta contro i tumori. A certificazione del record, nel pomeriggio, la commissione, composta dal sindaco di Vittorio Veneto Gian Antonio Darè e da alcuni assessori, ha proceduto al controllo dell'intero percorso e, con il taglio inaugurale, hanno dato il via alla distribuzione della baguette.